Ci conferma la candidatura per quel che riguarda le primarie di dicembre? Sì, certo, che non è per sfrenato protagonismo, ma per rappresentare un'area, quella liberale. Ecco, l'area liberale. Certo che per le primarie serve anche, Galan, un sostegno economico, insomma, per vedere anche quelli che sono gli aspetti pratici di questa decisione. Vedremo come saranno le regole delle primarie. Comunque è qualcuno che mi darà una mano, lo troverò pure, no? Si hanno buone idee, si trovano anche amici disposti a finanziarle. Io quando qui soltanto nella mia regione ho avuto molti appoggi nel passato e credo di averne ancora. Senta, chi pensa che saranno i suoi avversari? Perché la Santanchè ieri ha parlato proprio a Schieti G24, appunto ha annunciato la sua presenza. Chi potrebbero essere gli altri? Questo ancora non lo so, certamente devono rappresentare un'area, devono rappresentare un'idea. Io credo che oltre ad Alfano, alla Santanchè e al sottoscritto, non so se ci saranno altre candidature, mi auguro che siano candidature significative e rappresentative di un'area per aprire un grande dibattito all'interno di questo che è ancora un grande partito. Allora, veniamo alla decisione di Silvio Berlusconi. Qual è, secondo lei, il significato della mossa del presidente Berlusconi? Intanto è un atto di grandissima generosità, assolutamente inusuale nella politica e nella storia della politica italiana. Io non ricordo un leader che abbia fatto un atto del genere. Secondo, non è per nulla scontato, non era per nulla scontato. In questo caso non sono d'accordo col mio amico e competitore Cacciari, non c'era nulla di scontato. Scontato invece per le regole tradizionali della politica è conservare anche quando si ha pochissimo per sfruttarlo al massimo. C'è gente che fa il ministro con lo 0,5% dei consensi. Ecco, per cui nulla di scontato, ma d'altra parte Berlusconi, piaccia o non piaccia, per detrattori e per estimatori, e io sono ovviamente fra gli estimatori, è stato il più grande innovatore nella storia della politica italiana. Ma con questa decisione si chiude davvero un'era o è solo, come dire, enfasi giornalistica? No, io credo che non sia enfasi giornalistica, credo che si chiuda per davvero un'epoca e si aprano prospettive che risentono molto di questa epoca, che sono destinate a risentirne, per fortuna, ma si chiude un'era che ha cambiato la storia d'Italia. Senta, ora il partito si ricompatta, cioè scongiurata l'ipotesi di una scissione con gli ex N con questa decisione di Berlusconi? Ma chi lo sa, chi lo può dire? Adesso è importante il dibattito. Io spero che l'effetto sia questo, che si crei per davvero quel grande partito di liberali, cattolici, conservatori e riformatori, che mancano molto, che è il grande sogno di chi ha in mente una democrazia in stile anglosassone, un grande partito come il Labour Party in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove personalità diverse, di provenienza diversa, di ispirazione diversa, convivono benissimo assieme. Casini ha comunque escluso l'alleanza, no? Si cercherà di ricucire un po' quello che è stato l'asse con la Lega. Di perdere le elezioni e le alleanze, la politica si fa con chi c'è, non con chi si vorrebbe che ci fosse. Quindi Casini, se ha deciso di perdere le elezioni e di conservare il suo 5,5%, faccia così. Casini fino a ieri diceva che l'ostacolo era Berlusconi, ecco adesso Berlusconi non c'è più, mi spieghi Casini e ci spieghi quale sarebbe l'ostacolo. Perché lo scenario PD, PDL, UDC, Lega, IDV, Grillo, insomma, tutti da soli, un po' come dire, uno scenario difficile da capire, no? Sembra una follia a chi abbia un minimo di buonsenso. No, si corre, ognuno mantiene la sua individualità, ma alla fine bisogna avere almeno il 51% e in questa situazione di grande difficoltà non si governa neppure con il solo 51%. Senta, e poi la saluto, Galan. Mi dà il suo giudizio sullo strumento delle primarie, peraltro prime, no? nella storia del PDL? Favorevolissimo, sì, prime, voglio ricordare a Bersani che mostra tanto entusiasmo che le hanno inventate negli Stati Uniti le primarie, ma sono uno dei sistemi secondo me migliori, più ovviamente se sono aperte alla partecipazione di tutti e non soltanto degli iscritti, ecco, sono uno strumento senza dubbio ottimo per selezionare
la cosiddetta classe dirigente. Buono, ci sono anche altri strumenti, ma le primarie mi sembrano un bel modo per dibattere, discutere, mobilitare le persone intorno a idee e programmi che sono la cosa importante che manca per davvero, e dopo anche per scegliere le persone. Lei sa, Galan, e poi la saluto, insomma, che Sky TG24 e stavolta anche il canale Cielo, insomma, ci siamo sempre battuti per un confronto televisivo all'americana. Lei parteciperebbe ad un confronto televisivo con gli altri candidati alle primarie? Assolutamente sì, non vedo l'ora che ci sia. Bene, bene. È il sale della democrazia, altrimenti se non c'è il confronto cosa si sceglie, cosa si vota? Si fa come certi esponenti del mio partito che hanno già scelto chi voteranno prima ancora che si candidi. Insomma, io credo che invece sia necessario discutere, confrontarsi, se è necessario litigare e dopo uno decide.